Eccoci qua, ben ritrovati. Questo video sta facendo oramai impazzire da quest'oggi chi viaggia su internet, ripubblicato dalla Nuova Venezia, il Messaggero Veneto in prima pagina quest'oggi lo ha sottolineato, c'è anche il TGcom, insomma oggi questo video spopola. Ne parleremo poi perché protagonista è il oramai conosciuto ingegner Zornitta, assolto dall'accusa di essere una bomber. Ne parleremo poi nel corso del giornale. La domanda invece che abbiamo posto raggiro. Allora, vediamo queste immagini. Così la notizia apparsa sul Messaggero nazionale in prima pagina, poi i vari siti online nazionali l'hanno pubblicata. Per la prima volta è possibile vedere il video del 2006 in cui l'ingegnere Elvo Zornitta, unico sospettato nelle indagini di una bomber, è ripreso mentre, così si legge, lima delle forbici sottratte ai carabinieri durante una perquisizione in casa sua. Gli investigatori erano convinti che fosse lui il bombarolo del nord-est ed erano certi di incastrarlo con la tecnica del talk-mark. Poi sappiamo come è andato a finire. La notizia di quel tipo di esame scientifico finì sul giornale e quando la seppe Zornitta leggo nascose alcuni attrezzi sul tetto di un capanno usato come laboratorio. Come scrive la Nuova Venezia, Zornitta, non sapendo di essere ripreso, riuscì però a nascondere 2 forbici fuori dal capanno. Il giorno dopo rientrò nel capanno e le limò 2 volte. Deve spiegare i motivi del gesto. State vedendo le immagini. Con noi abbiamo Elvo Zornitta, l'ingegnere Elvo Zornitta. Possiamo dire che siete stati i primi ad intervistarlo, seppur mascherato, perché lui ci scrisse allora. Ritorna questa storia, no? Si sta riaprendo il processo contro Zerner, quindi ovviamente qualcosa devono pure dire, no? Comunque è un filmato che io ho già visto. Ma è al corrente di questo filmato? Sì, io l'ho già visto 2 anni fa. 2 anni fa quando ho esaminato tutte le cose. Questo tra l'altro ha un profondo significato perché se ti ricordi quando tu eri venuto da me a riprendere il sistema audio di sorveglianza che c'era in casa mia, no? Avevamo tolto quelle questa che non è la c'erano. casa, questo è il capanno che bevi, no? No, dopo questo è avvenuto parecchi mesi dopo, come vedi ci sono almeno 2 telecamere qua che stanno riprendendo. Più di 2. Esatto, quindi io ho continuato a essere sorvegliato, no, nei mesi successivi a quando eri venuto tu, fino almeno a quando è stato aperto il processo. Nonostante questo, queste sono effettivamente le cose che hanno potuto dire contro di me, partendo da dei presupposti che poi fanno veramente sorridere. Poi quelle forbici lì sono le trovate, insomma, erano già state repertate, no? Allora, tu devi sapere che nel corso di quella, chiamiamola perquisizione, i carabinieri sono venuti da me a casa, mi ricordo era appena mangiato, mi chiedono, senta, sappiamo che sul soffitto del suo capanno ha 2 sacchi dell'immondizia, vorremmo vedere il contenuto. No, però non abbiamo il mandato di perquisizione, quindi se acconsente bene, se no non importa. Io ho detto, ma figuratevi, venite pure, no? Li ho accolti, li ho fatto vedere e quella volta tutti quel sacco di immondizie erano semplicemente tutto il materiale che era già stato analizzato, verificato dagli inquirenti e che mi avevano lasciato in casa. Questa è quando abbiamo fatto il servizio delle microspie che hai trovato a casa tua, insomma. Esatto. Anche in bagno, tanto per essere chiari. E anche in camera da letto. E anche in camera da letto. A parte il fatto che sono sparite poi queste microspie da casa mia. Sì. I fantasmi viaggiano di notte con una facilità estrema dentro nelle case degli altri. Comunque, a parte questo, no? A parte il fatto che la videosorveglianza, eccetera, è continuata per mesi, su quei fotogrammi che vediamo. E tra poco rivedremo appunto le immagini di questo video. Si dice che io sono andato dietro il capanno a prendere questa forbice che avrei nascosto sfuggendo alla sorveglianza dei carabinieri, perché ovviamente chi lo scrive è un poliziotto, chi allora mi ha fatto la perquisizione erano dei carabinieri, no? Pazienza. Nonostante questo ci sono anche delle stranezze, delle incongruenze. Guarda che io prendo una cosa, vedi dall'angolo del tavolo. Cioè io avrei lasciato una cosa sopra il tavolo durante una perquisizione e nessuno l'ha presa. Vabbè, poi sto passando le forbici, vedi? Purtroppo io di là ho una mola,
per passare le forbici. Qualsiasi persona Che che se senso ha, quindi? che se ne intende un attimino sa che per far sparire dei segni da una forbice temperata bisogna almeno avere una mola, non certamente passarla per qualche secondo a mano così. Io là, come facevo spesso purtroppo, pulivo gli attrezzi del giardinaggio che mi erano rimasti perché mi avevano fregato tutti gli attrezzi buoni. Quindi quello che mi era rimasto là era tutto sporco, pieno di ruggine, eccetera, e quel poco cercavo di salvarlo in quella maniera. Certamente quel giorno sono venuto a controllare, infatti a un certo punto mi sembra anche di sto pulendo una sedia, no, che era stata lasciata sporca, mettendo a posto un cavaletto, perché sapevo che era stato lasciato un casotto, come si dice. Senti, per chiudere, Elvo, questa rimasticatura ti riporta indietro col tempo, ormai hai chiuso il tutto? Perché Guarda, vedi più rilassato rispetto... io sono molto più rilassato, cioè non mi porta indietro con il tempo, nel senso che mi riporta a momenti che per me sono stati estremamente angosciosi. Momenti, quei mesi là sono stati tremendi, mi hanno distrutto. Io effettivamente sapevo a malapena quello che stavo facendo in quel periodo, no? Perché era il periodo del processo. No? In cui arrivavano i mandati di comparizione a casa, è stato il periodo in cui ho preso una multa perché ero tanto all'ora, avevo appena ricevuto il mandato di comparizione. Diciamo che hai archiviato tutto comunque oggi. No? Sì, ho archiviato tutto, non ho voluto più andare avanti con il libro esclusivamente per fare un periodo di stacco. Elvo, io lo ringrazio per essere stato qui con noi e aver spiegato, insomma, no, questa quando questa mattina ho aperto il giornale l'ho chiamato subito, siamo ritornati indietro con i tempi. Ma la cosa fondamentale è che poi non mostrano il fotogramma in base al quale io avrei nascosto la forbice. Invece... Elvo Zornitta, un ingegnere, insomma, che è caduto in una tela di ragno, diciamo, ma che poi alla fine è stato licenziato, tra virgolette, positivamente dalla giustizia. Grazie ancora.